di Cison, scarcerati 2 fratelli accusati dell'omicidio di Alessandro Sartor, domiciliari per Francesco Stella e obbligo di firma per Alberto Stella. Domani l'autopsia, all'avvocato nessuna responsabilità, ne usciranno a testa alta. Pedemontana Veneta, stamane a Breganze, l'inaugurazione del primo tratto, Zaia e Salvini a tagliare il nastro, il vice premier, questa è l'Italia del fare, sulle opere attacchi 5 Stelle, devono risolvere problemi, non crearli. La soddisfazione di Zaia, questo è un impegno per i veneti e torna a parlare delle polemiche e dei rallentamenti dell'opera. È da Lazzaroni averci dipinto come la banda Bassotti e stasera il governatore sarà ospite a Ring. Incidente sul lavoro in un cantiere di La Nervesa della Battaglia, un operaio è caduto da un'altezza di 2 metri sbattendo violentemente la testa, è grave. Il drammatico caso della mamma ottantenne che per mesi ha vegliato in casa in via Castellana a Treviso il corpo senza vita del figlio disabile, la famiglia non era seguita dai servizi sociali, l'appello ai cittadini, segnalate questi casi. La vicenda del nuotatore trevigiano rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma diventerà la sceneggiatura di un film interpretato da Raul Bova. Sport, basket, la De Longhi Treviso conquista la sua prima finale play-off di A2, il sogno verso la promozione continua dopo la vittoria in gara 4 a Treviglio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque, lo avete sentito, in primo piano torniamo a parlare dell'omicidio di Cison di Valmarino perché sono stati convalidati fermi nei confronti dei 2 fratelli nell'inchiesta, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del 45enne Alessandro Sartor, ma i 2 fratelli hanno potuto lasciare il carcere. Uno è stato posto ai domiciliari, per l'altro solo l'obbligo di firma. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Sartor, considerata determinante. Escono di cella i fratelli Alberto e Francesco Stella, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte giovedì notte a Tovena di Cison di Valmarino del 45enne Alessandro Sartor durante una rissa scoppiata nel locale Al Baccaro. In mattinata in carcere l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Gianluigi Zulian, che nel pomeriggio scioglie la riserva. Entrambi scarcerati, arresti domiciliari per Francesco, 26 anni, solo obbligo di firma per Alberto, 31. Assistiti dal loro difensore, l'avvocato Danilo Riponti, i 2 giovani hanno fornito al GIP la loro versione dei fatti. Abbiamo risposto, abbiamo cercato di chiarire un episodio molto triste, ma nel quale i 2 Stella non hanno responsabilità penali. La vicenda necessita di un approfondimento giudiziario accurato. Ha contorni molto fumosi, ha circostanze che devono essere approfondite. Prima circostanza fondamentale è accertare le cause del decesso della povera vittima. All'esito forse si potranno ricostruire molti particolari, ma comunque hanno risposto molto a lungo e con grande chiarezza e con grande fermezza e determinazione. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha conferito nel pomeriggio al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico per l'autopsia sulla vittima, che sarà eseguita domani in mattinata. La difesa ha nominato come proprio consulente il dottor Antonello Cirnelli. Fondamentale capire se il 45enne sia morto per i colpi ricevuti o se sia stato stroncato da un malore. L'avvocato preferisce non dire troppo della ricostruzione fornita dai 2 ragazzi, che da subito si sono dichiarati innocenti, sostenendo che Sartor è caduto da solo. Lasciamo che l'autorità giudiziaria verifichi 1000 dettagli importanti che sono stati assicurati, perché se si trapelano questi dettagli poi si rischia di alterare l'indagine, le testimonianze e le ricostruzioni più corrette. I 2 giovani hanno potuto lasciare dunque il carcere, come chiesto dall'avvocato. Quella di Francesco, la posizione ritenuta più grave, il difensore è convinto che però tutto verrà alla fine chiarito. Sono dei ragazzi solidi, sono dei ragazzi seri, con grandi responsabilità professionali e aziendali, con grande coscienza di essere piombati in una situazione addirittura aberrante per la loro caratteristica di persona. Tuttavia è una situazione dalla quale hanno le motivazioni forti per uscire a testa alta, molto alta. Lasciamo per un attimo la Marca trevigiana, andiamo nel Vicentino per parlare dell'inaugurazione questa mattina del primo tratto della Pedemontana Veneta a Breganze. È stata l'occasione per una lunghissima cerimonia con il governatore Zaia e il vice premier Salvini, che esplicitamente hanno detto di essersi tolti molti sassolini dalle scarpe, mandando un messaggio ai detrattori di queste e di altre grandi opere. Il
Il vice premier Salvini e il governatore del Veneto Zaia salgono sul pullman. La gita è breve perché il tratto inaugurato della Pedemontana è lungo in tutto 7 km, dalla Val d'Astico verso Breganze, saltando 2 ville, comunque piuttosto complessa come opere, con ponti, gallerie e passaggi in trincea. Solo questa parte è costata 120 milioni di euro, il taglio del nastro e quindi l'occasione per sottolineare alcuni interessi molto forti della trazione leghista del governo su temi cari al territorio, agli imprenditori e in generale al nord. Salvini se ne sta andando, l'inaugurazione è stata conclusa, una lunga inaugurazione perché il significato politico di questi pochi chilometri invece è fortissimo, diciamo inversamente proporzionale al tratto aperto e quindi la Pedemontana veneta si è tolta, possiamo dire, gli occhiali da sole, è diventata pratica, è un nastro d'asfalto ma soprattutto è anche una sfida sulle grandi opere. Per questo, dal palco, poco prima il vice premier non le aveva mandate a dire, ma era stato piuttosto chiaro. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. Non abbiamo niente, bisogna avere coraggio. E come se non bastasse, il vice premier, in una tensostruttura gremita all'inverosimile di amministratori locali, ha rincarato la dose, con i ministri 5 Stelle assenti ma ben presenti nei suoi pensieri. Oggi qua è presente l'Italia del sì. I ministri sono pagati per risolvere problemi, non per creare problemi. Penso che dipingerci come dei devastatori, dipingerci come quelli che nottetempo nascondono rifiuti, dipingerci come coloro che non hanno dialogo con il territorio e non se ne preoccupano dell'ambiente è grave. Nel corso della giornata il continuo rimpallo di complimenti con il governatore Zaia ha voluto dare all'esterno un messaggio di unione, oltre che togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma per ben 45 minuti dentro al casello Zaia e Salvini hanno parlato fitto fitto, una sorta di vertice in un momento molto delicato per il futuro del governo e del paese e soprattutto fuori da orecchie indiscrete. Ma cosa si è detto 3/4 d'ora con Salvini? Beh, abbiamo parlato del tempo. Anche dal palco il governatore Zaia ha voluto togliersi i numerosi sassolini dalle scarpe nei confronti di chi ha osteggiato l'opera, 5 Stelle compresi. Allora sentiamo le sue parole. E non siamo la banda Bassotti che è scappata, e qui mi tolgo un sasso, che è scappata con i soldi. Non si va dai cittadini, perché bisogna essere dei lazzaroni e andare dai cittadini a dire che l'infrastruttura costava 1,6 miliardi, 1,7 miliardi all'inizio e poi guarda caso è lievitato il costo a 2 miliardi 258 milioni. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è tutta, è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'asfalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E quindi i costi sono lievitati perché i 68 km di viabilità di adduzione sono spesso risposte alle amministrazioni, a non tutte, cercheremo di dare risposta a tutte, rispetto a viabilità nuova che non era programmata. E poi le applicazioni di leggi che di volta in volta sono comparse all'orizzonte delle quali ignoravamo l'esistenza perché non c'erano proprio. Se facessimo un referendum, io sapete che sono un esperto in referendum, se facessimo un referendum sulla Pedemontana coinvolgendo solo le amministrazioni, i territori comunali coinvolti, avremmo penso la quasi totalità dei cittadini che ci direbbero vai avanti, falla subito, anzi sarebbero anche arrabbiati perché glielo richiediamo un'altra volta. E la presenza all'inaugurazione della Pedemontana di 2 ministri, Salvini e Stefani, è stata l'occasione per parlare con loro e con il governatore Zaia naturalmente di autonomia.
Entro l'estate. Dai, qualche data sull'autonomia in agenda? Fammi dare dei numeri a caso, entro l'estate comincia e finisce. Non si sbilancia il vice premier Salvini, che non dà una data precisa per l'autonomia nonostante il pressing dei giornalisti, ma si limita a dire che tutto è pronto e che entro l'estate si farà. Dal Presidente del Consiglio ho avuto rassicurazioni sull'iter per approvare l'autonomia, quindi Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio dei Ministri, Regioni, Parlamento, quindi il lavoro è stato fatto, siamo pronti anche su questo, sulla flat tax siamo pronti entro l'estate. Dunque ormai i tempi sembrano maturi nonostante le difficoltà all'interno dell'esecutivo giallo-verde su questo tema, e il ministro Stefani, sottolineando che si tratta di un percorso articolato, ricorda lo stop dei 5 Stelle nel confronto di governo. Abbiamo un dibattito, un confronto con il Movimento 5 Stelle che si è fermato ancora qualche mese fa. Io continuo ogni volta a chiedere che venga riaperto, perché io non amo che vengano fatte magari discussioni giornalistiche al di fuori di quelli che sono gli ambiti nei quali invece si deve costruire un progetto, quello non ci sta bene. Ringrazio il vice premier perché sull'autonomia è stato molto chiaro, ha detto il governatore del Veneto Zaia. Il Consiglio dei Ministri vara la preintesa, che è il nostro progetto, la manda in commissione parlamentare, lì verrà osservata, verranno fatte tutte le proposte del caso, dopodiché tornerà con tutto questo materiale sul tavolo del Consiglio dei Ministri, quindi Regione e Presidenza del Consiglio si affronteranno il testo con tutte le proposte di modifica e troveremo un accordo per firmare l'intesa. Ma l'importante è che esca dal Consiglio dei Ministri la preintesa. Torniamo adesso alla cronaca. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi. Una donna di 46 anni, cinese ma residente nel Trevigiano, è venuta a contatto con del cloro all'interno di un'azienda, cloro che le ha ferito in modo sembra grave gli occhi. Ora è ricoverata in oculistica a Treviso. E a Nervesa della Battaglia invece un operaio è caduto da un'altezza di 2 metri sbattendo violentemente la testa, è grave. Si trovava sopra una scala quando ha perso l'equilibrio ed è finito a terra sbattendo violentemente il capo. È grave un operaio di 29 anni, il giovane è stato subito aiutato dai colleghi che hanno chiamato i soccorsi. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 11 in un cantiere edile in via Madonnetta a Bidasio, una frazione di Nervesa della Battaglia. L'operaio è caduto da un'altezza di circa 2 metri ed ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto il SUME 118 che ha trasportato il 29enne in ospedale a Treviso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Ed ora il drammatico caso della mamma ottantenne che per mesi ha vegliato in casa a Treviso il corpo senza vita del figlio disabile. La famiglia, spiegano dal comune, non era seguita dai servizi sociali. Tra i vicini c'è sconcerto. L'anziana raccontava loro che andava tutto bene. Dobbiamo denunciare qualcosa, dobbiamo... Detto, va bene, ma lei esce fuori, non dice niente, le chiediamo. Questa era cosa, come potevi fare? Nel palazzo di via Castellana a Treviso si sentivano cattivi odori da tempo, anche prima della morte del 50enne disabile che la madre ottantenne avrebbe vegliato ormai senza vita per almeno 4 mesi. Lo conferma la vicina, con altri condomini si era chiesta diverse volte cosa fare, come intervenire, ma dice l'anziana la si incontrava spesso al bar, sulle scale. Alla domanda se le servisse aiuto rispondeva serenamente di no. La scoperta in casa del corpo ormai decomposto del figlio, dello sporco dell'immondizia, ha sconvolto tutti. Non sapevo che lei ha in casa questo figlio morto, perché lei usciva, andava fuori, andava in bar, lo incontrava sulle scale, lo incontrava e a volte che aveva qualcosa che le comprava, non lo so chi, non poteva fare, io le prendevo la borsa, le aiutavo, dice mettimi vicino alla porta, io salivo e le mettevo sulla porta e venivo, ho detto hai bisogno di qualcosa, ho detto no, grazie, no, e sempre era così. La persona non era seguita dai servizi sociali comunali e neanche il nucleo familiare. Qui prima dell'istituzione c'è una rete familiare, una rete di quartiere, c'è un lavoro da fare a monte per intercettare casi di questo tipo, nel senso che non si può pensare che l'istituzione arrivi ovunque. L'anziana è ancora in ospedale. Sarà la famiglia a muoversi nel caso lo ritenga e nel caso sia necessario siamo pronti
come abbiamo sempre fatto. Il Comune sta valutando con Contarina come intervenire anche per una rapida pulizia dell'appartamento, episodio limite lo definisce il sindaco Conte, che aggiunge: la cosa di cui io mi raccomando è quando si parla di senso di comunità è proprio per evitare situazioni come queste. Una volta dopo 2 o 3 giorni che non si vedeva un vicino di casa comunque ci si preoccupava e si avvisavano i familiari piuttosto che le istituzioni. Oggi regna un po' di menefreghismo, dobbiamo tutti stare un po' più attenti, le istituzioni sono a disposizione dei cittadini ma devono essere informate. Diversamente possono succedere casi come questi che sono veramente limiti, che però lasciano uno strascico di amarezza nella nostra comunità. Torniamo a parlare della notizia che abbiamo dato in apertura di telegiornale, ovvero dell'inaugurazione della Pedemontana, perché ci ha raggiunto il governatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera Presidente, che l'abbiamo detto che nei titoli sarà ospite subito dopo di noi della puntata di Ring. Dopo 20:10 ci sarà Ring con il governatore del Veneto, tanti temi che si affronteranno, però in primo piano questa giornata che in molti hanno definito storica, questo primo tratto della Pedemontana. Ma direi di sì, anche perché prende forma quell'impegno che ci siamo presi, insomma penso, l'ho detto anche oggi, che se facessimo un referendum lungo i 94 km e mezzo avremmo la quasi totalità dei cittadini che ci fate veloce. È una infrastruttura che cambia la vita, è un'infrastruttura che peraltro è bene dire 94 km e mezzo da Treviso Nord a Montecchio. Montecchio va a intersecarsi sulla 4 dopo le gallerie verso Milano, ma aggiungiamoci a questi 94 km, non lo si dice mai, altri 68 km di viabilità che viene costruita a seguire, quindi sono 2 autostrade di fatto. Cosa cambierà? Do solo dei dati ai cittadini: Treviso Nord, Montebelluna 10 minuti, Treviso Nord, Bassano 20 minuti, vi dico solo che insomma Treviso Nord, Bassano oggi sono un'ora e un quarto, e Treviso Nord A4 a Montecchio, quindi dopo le gallerie della 4 vuol dire 40-45 minuti. Cambia il mondo. Messa in sicurezza, minore emissione di CO2, quindi minore inquinamento, e soprattutto penso ai tanti morti sulle strade, perché ad esempio una delle strade che verrà sgravata di traffico sarà la Schiavonesca Marosticana, che è una delle strade più incidentose d'Italia. Qualche maligno però ha detto sono solo 7 km, e il resto? Il resto, guardi, lo annuncio qui in diretta, noi apriremo entro fine anno un altro lotto di una decina di chilometri funzionale, e che andrà ovviamente a seguire a questo, e dopodiché per il dicembre 2020, quindi tra poco più di un anno e mezzo, avremmo tutta l'infrastruttura realizzata. E già oggi l'infrastruttura, magari i cittadini non lo vedono, non lo percepiscono, ha già cantierato un controvalore di 2/3 dei 2 miliardi e 258 milioni di euro. Perché i cittadini non la vedono? Perché i 2/3 rappresentano le opere più complicate, quindi i ponti, i viadotti, le gallerie. Adesso abbiamo la parte, diciamo, meno complicata, che è quella delle asfaltature e di tutto quello che è la strada, i guardrail, che si fa con molta più velocità. Per cui dicembre 2020 completata, ci resterà fuori molto probabilmente la galleria di Malo, che è strategica, ma perché? Perché ha 3 anni di sequestro, per cui speriamo che venga disequestrata e che si possa intervenire anche lì con i lavori. Ascolti governatore, è un'opera che cambia la vita a chi deve percorrere questi tratti che lei ha elencato, ma è anche un messaggio chiaro, sia lei che Ministro Salvini vi siete tolti, lei lo ha detto chiaramente, mi tolgo qualche sassolino dalle scarpe, con dei messaggi ben chiari, e lei ha usato parole anche forti, non siamo alla banda Bassotti, non le è andato giù certe polemiche. Ma no, guardi, io penso, rispetto fortemente le idee di chi non pensa come me, penso che sia doveroso in democrazia e sia un fatto anche di rispetto, no? Però non bisogna mai trascendere, nel senso che se tu protesti, posso anche arrivare a capire chi magari non condivido, chi magari non vorrebbe più strade, però questa intanto non è una strada che ho inventato io, perché nasce negli anni 90 nelle carte della regione. Pensi che il progetto attuale è del 2002, io nel 90 andavo all'università, nel 2002 ero in provincia, per cui no, era lontano da quel... Esatto, però cosa voglio dire, se tu protesti, a volte me lo chiedo, no? Protesti perché hai davanti chi ha inventato sta strada? No. Protesti perché sei un espropriato, il 98% degli espropriati sono stati già tacitati con il pagamento di 330 milioni di euro. Protesti perché pensi che questa infrastruttura sia un'infrastruttura che deturpa l'ambiente. È un nastro d'asfalto che però è una smart road, cioè viene raccolta tutta l'acqua piovana, viene depurata, ci sono
i tunnel per la fauna, c'è tutto il tema del verde, abbiamo 1.400.000 metri quadrati di aree verdi, 58 km di siepi, insomma è una strada fra l'altro vagliata con tutti i permessi delle commissioni ambientali, via eccetera. Protesti perché pensi che siano tutti un branco di ladri, vai in procura, fai delle denunce perché io non so più cosa farci. Protesti perché pensi che questa strada sia pagata troppo, i dati sono lì chiari, cioè questa strada costerà alla fine dei 39 anni 12 miliardi e 400 milioni più o meno, prima la previsione era 21 miliardi, ma per 39 anni, voglio ricordare, oltre a realizzarla dovranno gestirla, dovranno pagare il personale, dovranno fare tutti i lavori che diciamo e fra 39 anni la daranno alla comunità veneta perché è nostra la strada, non è loro, e nel frattempo voglio anche ricordare che si dimenticano di dire una cosa, che noi incasseremo tutti i pedaggi. Quindi quando vi vengono a dire che costerà 12 miliardi e 4, che la strada costerebbe molto di meno, fatevi anche dire che dovremmo in teoria, anzi in pratica, incassiamo tutti i pedaggi. Quindi qual è l'unico rischio di impresa della Regione? Di fare i 27.000 veicoli al giorno. Ci dobbiamo fermare, ma il Presidente Zaia resta qui con noi, una brevissima pausa pubblicitaria. No, vai tranquillo. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana, vedete accanto a me il governatore Zaia, abbiamo parlato di Pedemontana, c'è stata una festa parzialmente rovinata insomma per questo poliziotto ferito, Presidente. Ma guardi, come le ripeto, stiamo dando seguito a un impegno preso con i cittadini. Se poi lei andasse a guardare, se i cittadini andassero a guardare i programmi dei partiti del Veneto, tutti citano la Pedemontana da realizzare. Tu vuoi protestare perché sei una sparuta minoranza che è intransigente e non vuole strade, ti rispetto, protesti, metti striscioni, magari fai un po' di musica, ma non puoi tirare razzi esplosivi, razzi che fanno rumore, che scoppiano, e poi finisce che un poliziotto che fa ordine pubblico, che dovrebbe essere una festa, ci siamo ridotti a avere l'ordine pubblico per fare un'inaugurazione, finisce in ospedale. E guardi, io intanto rassicuro perché ci è stato detto che non ha avuto, perché è svenuto, è stato portato via dall'ambulanza perché gli è scoppiato un razzo vicino alla testa e non ha avuto traumi rispetto all'udito. Dopodiché c'è la mia solidarietà a lui per primo e a tutte le forze dell'ordine, cioè non esiste che siamo ridotti in questa maniera, anche perché alla fine non stiamo commettendo un reato, stiamo inaugurando un'opera. Presidente, flash, anche se flash non può essere una risposta sull'autonomia, il ministro Stefani ha detto che la discussione si è interrotta, io sto cercando di farla ripartire, però il vice premier Salvini ha detto entro l'estate si farà, siamo pronti. Ma guardi, il vice premier mi ha dato una notizia oggi che non sapevo, che il premier Conte condivide finalmente l'idea di andare avanti con l'autonomia. E questa autonomia deve andare avanti velocemente, si porti una preintesa in Consiglio dei Ministri, la preintesa sarà il contratto che noi portiamo, che abbiamo già portato da mesi, la si faccia valutare dalle commissioni parlamentari che esprimeranno tutte le loro osservazioni, porteremo a casa questo bagaglio di osservazioni assieme al contratto, cercheremo di capire tutto quello che è accoglibile, io sono a disposizione, dopodiché bisogna firmare. 2.328.000 veneti il 22 ottobre 2017 hanno votato per l'autonomia e devono essere rispettati. Presidente, guardiamo insieme adesso, lasciamo questa pagina politica, parliamo di Manuel Bortuzzo, perché la sua storia diventerà un film e ad interpretarlo sarà Raul Bova. Vediamolo insieme. La storia di Manuel Bortuzzo, sin da quel maledetto 3 febbraio, ha colpito tutti. Il giovane nuotatore trevigiano, con il suo sorriso e la sua positività, nonostante i lunghi giorni in ospedale e la terribile diagnosi di paralisi delle gambe, ha conquistato l'affetto degli italiani e adesso sembra abbia catturato anche l'attenzione del mondo del cinema. Infatti quanto accaduto al 20enne di Morgano dalla notte della sparatoria nel quartiere Axa di Roma, al lungo ricovero in ospedale fino al ritorno in piscina, passando per la riabilitazione, diventerà la sceneggiatura di un film. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e ad interpretare Manuel, uno degli attori italiani più famosi, Raul Bova, con un passato alle spalle proprio di nuotatore. I due si sono incontrati qualche settimana fa a Torino in occasione della partita del cuore, un primo contatto in vista della pellicola cinematografica. Intanto Manuel continua la sua riabilitazione, davanti un obiettivo, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Posso annunciarvi che ho finito oggi il mio primo step di riabilitazione a Santa Lucia e dopo 3 lunghi mesi finalmente posso tornare a dormire a casa che ho preso qui a Roma,
E a breve inizierà il mio secondo step, ovvero quello di tornare a fare tutte le terapie in day hospital, ovvero in giornata continuerò a fare la mia palestra e continuerò a nuotare. Qui Manuel, nel giorno delle dimissioni dalla clinica romana dove sta facendo la riabilitazione e il ritorno a casa, il giovane non ha mai perso il sorriso in tutti questi mesi, sostenuto dall'affetto della famiglia e degli amici, una forza che lo ha portato anche a scrivere un libro per raccontare questi mesi tra sofferenza, speranza e tanta tenacia. Libro che anticiperà l'uscita nei cinema del film dedicato ad un giovane nuotatore trevigiano che ha insegnato molto a tutti noi. Presidente Zaia, un esempio per tanti, adulti e ragazzi. Fa pensare la vicenda, abbiamo visto le tragiche immagini prima della sparatoria, o meglio dei proiettili che gli sono arrivati a un ragazzo innocente che non c'entrava niente con i delinquenti e che era lì per altri motivi, ok. E dall'altro la forza di volontà, cioè strepitosa la forza di volontà di Manuel. Io ho sentito al telefono, ma è una roba strepitosa, cioè è un ragazzo pieno di energia, sicuramente ce la farà. Quindi un mio saluto veramente e ancora un incoraggiamento per quello che può servire a Manuel e a tutta la famiglia, perché comunque raggiunga questo obiettivo. Sta parlando di Olimpiadi e ce la farà. Olimpiadi è un tema molto caro al Presidente Zaia, perché ricordiamo che manca davvero poco. Il 24 giugno saremo a Losanna e lì quella sera si deciderà o noi o gli svedesi. Noi tifiamo per noi. E adesso il basket con la Delonghi Treviso che conquista la sua prima finale playoff di A2. E finale sarà. La Delonghi Treviso continua a scrivere nuovi capitoli storici. In una stagione nella quale ha fatto sua la prima Coppa Italia di A2 della sua pur breve esistenza, arriva il viaggio verso la finale che può voler dire il salto da sogno al massimo livello per tornare laddove Treviso merita. Dall'11 giugno al via la sfida contro Capodorlando e per arrivare a staccare il biglietto ci è voluta la miglior Delonghi in campo, concentrata e agguerrita, perché Treviglio voleva bissare la vittoria di gara 3, ma si è scontrata contro un muro. 78-57, più 21 al fischio finale. Un ritrovato Logan sul parquet, una difesa da mastini che impone agli avversari il 37% da 2 e il 29% da 3, mentre i cecchini trevigiani infuocano le retine. Dopo un primo quarto di potenza e ancora una volta la terza frazione di gioco, quella della svolta, quando i ragazzi di coach Menetti tengono gli avversari a 8 punti. Poi è amministrazione del vantaggio fino al tripudio nella tana di Treviglio. Ora si rifiata, ma solo per studiare Capodorlando e le sue insidie. Appuntamento con la finale. Presidente Zaia, una battuta finale su quanto accaduto ieri a Venezia che ha sconvolto tutti. Guardi, poteva essere una strage. Abbiamo avuto 4 feriti, peraltro la signora verrà operata domani, una delle 2 signore è rimasta in ospedale. E c'è una soluzione, le grandi navi devono uscire, l'abbiamo sempre detto, dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, c'è una soluzione viaria alternativa, perché ricordo che stiamo parlando di acqua ma è viabilità, e io e il sindaco Brugnaro, allora con il ministro Del Rio, abbiamo deciso che la viabilità alternativa sia quella utilizzata oggi dalla petroliera per andare a Porto Marghera, portando le grandi navi a Porto Marghera in una banchina libera di 2 km di lunghezza. Era il novembre 2017. Ci dirà il ministro Del Rio cosa vuol fare. Anche questo sarà uno dei temi che il governatore Zaia affronterà questa sera alle 21:15 insieme al nostro vice direttore Ferdinando Avarino nella trasmissione Ring. Prima però vi ricordo subito dopo di noi 20:10 insieme all'onorevole Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle, ad Alessandro Manera della Lega e assessore del Comune di Treviso. Grazie ancora Presidente Zaia. Buonasera. Grazie a voi per averci seguito. Previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni dove avremo anche un clima decisamente estivo, ma vediamo il dettaglio di martedì 4 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si escludono veloci acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali, specie sui monti dell'Udinese. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 24 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino. Durante le ore pomeridiane invece si accenderà l'instabilità con qualche precipitazione a carattere sparso in esaurimento già in serata. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime piuttosto calde sui 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.